Buongiorno dall'Autodromo di Adria. Oggi incontriamo il team Grandi Corse con sede a Portoviro e naturalmente incontriamo Davide Grandi, titolare del team. Da anni ha costruito un suo team con il quale continua a vivere nel mondo delle corse dopo un passato di pilota con risultati eccellenti. Chiediamo a Davide Grandi i progetti, le speranze per quest'anno 2021. Con Davide Grandi, team manager di questa straordinaria squadra polesana, noi celebriamo come sempre il Polesine. Che campionato state facendo, che aspettative avete e soprattutto quanta passione ci state mettendo? La passione è tanta. Per quanto riguarda il campionato, quest'anno abbiamo un doppio impegno per quanto riguarda la Coppa Italia nel Pirelli Cup con Riccardo Morelli nella categoria 1000 e Battaglini Leonardo nella classe 600 e qui abbiamo un anno di apprendistato per entrambi i piloti perché hanno cambiato la categoria. Leonardo Battaglini dal 300 è passato ai 600 e invece per quanto riguarda Riccardo Morelli dalla 600 è passato al 1000. L'impegno qui il salto è stato importante per entrambi i piloti. Con Riccardo abbiamo già disputato la prima gara e ci ha stupito con i risultati che ha fatto fin da subito e deve solo un po' regolarsi un attimino per quanto riguarda il suo impulse. Quando si chiude la vena purtroppo va a commettere qualche errore di troppo perché ultimamente ha fatto un po' troppe cadute, però ci sta perché vuol dire che il pilota insomma va sempre a cercare il limite, quando si cerca il limite poi le cadute arrivano, però vedo che i tempi sono buoni, i risultati sono buoni con lui, nonostante che abbiamo fatto 1-0 al Mugello. Penso se riesce a rimanere in piedi e non cadere dovremmo riuscire ad arrivare nei primi 3 in campionato, quindi abbiamo delle gran belle aspettative al di fuori da quello che pensavamo che potesse fare subito come a inizio di apprendistato. Per quanto riguarda invece Leonardo, purtroppo durante i test ha subito un'infiammazione al tendine al braccio destro e ora ha subito un intervento e con questo intervento qui che lui ha fatto diciamo ha una ripartenza da zero, dovrà percorrere tutto un percorso di apprendistato proprio perché con l'intervento che ha avuto ha perso già la prima gara, quindi siamo nella fase iniziale, quindi partiamo svantaggiati con lui, però dal mio punto di vista se le cose vanno come vanno porteremo a casa un buon risultato verso fine stagione, in prospettiva poi per l'anno nuovo, quindi quest'anno solo un anno di apprendistato per lui. Ecco, tu ex pilota, quanto ti manca la pista? Bene, la pista mi manca abbastanza, per forza maggiore ho dovuto smettere, sai, 4 figli e mia moglie un po' che tira indietro, quindi sappiamo benissimo che lì incide parecchio. Però proprio ieri ho fatto appunto anch'io 2 giri qui presso l'Autodromo di Adria per vedere un po' il nuovo tracciato e lo trovo veramente entusiasmante, tecnico e molto impegnativo. Proprio per i piloti veri, diciamo che hanno fatto una cosa meravigliosa proprio qui nel Basso Polesine, ci mancava questa novità del nuovo tracciato, era tanto tempo che stavamo aspettando l'allungamento, finalmente Mario il Toè ci ha dato questo regalo che è diventata una pista ora test a 360 gradi proprio per noi, anche per lo sviluppo stesso che andremo a fare sulle moto. L'elettronica quanto è importante Qui l'elettronica ha fatto un grande passo avanti e diciamo che ora siamo un 50-50. Vediamo che il 50% è basato quanto riguarda lo sviluppo dell'elettronica e quindi poi alla squadra, la messa a punto, gli ingegneri che ci lavorano dietro, soprattutto anche per quanto riguarda le sospensioni. Da quest'anno siamo ufficiali YSS, questa ditta thailandese che ha preso un grande impegno e questo è un binomio che va assieme, elettronica e ciclistica e sospensioni per portare diciamo al pilota a rendere il miglior prestazione per portare a casa poi il risultato finale. Quindi diciamo che il 50% deve mettere il pilota e l'altro 50% deve farlo la squadra, quella elettronica, le sospensioni e tutto quello che gli va dietro poi. Preso al volo Leonardo Battaglini, 16 anni e da 2 anni corre con grandi team. Innanzitutto come va? Che anno ti aspetti quest'anno? Sarà un anno difficile, è il primo anno che facciamo qua in 600 e ho subito un'operazione poco tempo fa, 10 giorni fa, per sindrome compartimentale. Per questo abbiamo potuto fare pochi test, però comunque lavoriamo sempre al massimo con tutto il team e come siamo riusciti ad arrivare a buoni risultati l'anno scorso con la 300 sono sicuro che per questa stagione potremo fare altrettanto e quindi ora stiamo a vedere come va. La prossima settimana primo round per me a Vallelunga, secondo di campionato e vediamo come va. Ecco, quest'anno con la 600 decisamente una classe superiore, ti trovi bene?
Sì, sì, è bellissima, la moto è divertentissima, molto difficile, molto tecnica, molte più nozioni rispetto alla 300, quindi il livello aumenta anche dei piloti, però piano piano arriveremo sempre più vicino a loro, e quindi comunque la squadra fa un bel lavoro e sono sicuro che riusciremo ad arrivare a buoni risultati. La domanda classica, il team Grandi com'è? Come vi trovate? Allora, qua c'è più che altro, diciamo, a parte la professionalità di tutto lo staff, a partire dai meccanici, dal telemetrista, da Davide, da Wilmer, ma poi c'è un ambiente di famiglia, cioè qua è come stare a casa. Quando la sera ti siedi al tavolo insieme a tutto il team, discuti della giornata, scherzi su quello che è successo, è bello, è emozionante, ci sono tante emozioni, soprattutto quando fai bei risultati, poi è fantastico, è una famiglia. Ecco, a un pilota cosa si deve dire per augurargli un buon, senza guffare? Cosa si deve dire? In bocca al lupo e il pilota deve sempre rispondere viva il lupo. Grande, ciao, complimenti.